Un paziente veramente difficile da controllare, un paziente sotto l'effetto di alcol e di droghe verosimilmente, che è riuscito ad alzarsi dalla barella, a prendere per la felpa la dottoressa dopo aver insultato l'infermiera e l'ha trascinata per tutta l'area verde strattonandola per i vestiti. Fortunatamente lei ha urlato ed è intervenuto il collega medico e un autista e sono riusciti ad immobilizzarlo. Non è stata una notte di Capodanno facile per il personale sanitario del pronto soccorso della casa di cura di Abano Terme. Un 45enne tunisino con una profonda ferita alla testa, una volta portato in ospedale, ha iniziato ad importunare gli altri pazienti, poi ha spintonato e cercato di aggredire una dottoressa che doveva eseguire l'attacco. Fortunatamente il personale sanitario è intervenuto per difenderla e calmare l'uomo in attesa dell'arrivo dei carabinieri. Un lavoro di squadra, come racconta Emiliano Rocco, host del pronto soccorso, presente in quei momenti ad alta tensione. E anche quest'anno ci siamo trovati con un altro episodio di aggressione, però a differenza dell'anno scorso ci siamo trovati più pronti. Per quale motivo? Perché ovviamente la casa di cura del Policlinico ci ha più formati e anche la coesione tra di noi e il modo di lavorare più unito ci ha portato a questo risultato molto più soddisfacente. Emiliano ad inizio del 2025 si era trovato in una situazione simile, sempre in pronto soccorso ad Abano, aveva disarmato un paziente che aveva preso un bisturi e voleva aggredire il personale sanitario. Il paziente la notte di Capodanno era alterato da alcol e droga e non è stato l'unico caso difficile di quella notte in pronto soccorso ad Abano. Poco prima infatti era arrivato anche un turista 63enne con una forte intossicazione alcolica, aveva iniziato ad insultare i medici e il personale sanitario impegnato nella gestione di tantissimi pazienti in attesa di essere curati in questi giorni in cui si registra il picco influenzale. Medici, infermieri e OS in questi mesi hanno frequentato corsi di formazione per fronteggiare situazioni di rischio e l'ospedale di Abano ha potenziato il sistema di videosorveglianza. La nostra struttura si è attivata per fare dei corsi di formazione al personale. Abbiamo fatto tutti dei corsi sulla de-escalation, quindi sul cercare di mitigare il più possibile i contrasti e di disinnescarli sul nascere. Ovvio che quando si tratta di persone con le quali puoi ragionare, tu puoi comportarti in questo modo. Quando si tratta di pazienti sotto l'effetto di sostanze, le cose cambiano. Fortunatamente abbiamo un sistema di vigilanza, abbiamo una guardia e abbiamo un sistema di videosorveglianza. Dopodiché quello che ci aiuta è ad essere un gruppo compatto